alle 7.52 il nostro rewind. Torniamo invece al presente per parlare di quello che accade nella nostra città e magari uno sguardo al futuro, chissà, forse prossimo, nel quale potremo tornare a vivere, non so se ve le ricordate, le circoscrizioni, i quartieri di Taranto che un tempo erano istituzionalizzati come Isola Porta Napoli, Borgo, Trecarrara e Battisti, e che poi insomma nel 2005 furono accorpati dall'allora amministrazione Di Bello e forse torneranno. Ci sta lavorando la Commissione Affari Generali, lo scrive questa mattina sulla Gazzetta Fabio Venere, che è collegato con noi. Buongiorno Fabio, ben trovato. Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci guarda e ascolta in questo momento. Allora Fabio, raccontaci un attimo. Sì, la tua sintesi è giusta. La Commissione Consigliare Affari Generali sta lavorando già da almeno una settimana sui vari passaggi formali da compiere per arrivare sostanzialmente all'obiettivo che tu accennavi poco fa. In primo luogo bisogna modificare lo statuto comunale, che nella sua parte iniziale prevede ancora le circoscrizioni soppresse per legge nel 2010, tant'è che gli ultimi consigli circoscrizionali a Taranto esaurirono il loro compito nel maggio 2012 e ovviamente in forme diverse, così come varie leggi poi succedutesi negli anni hanno disegnato questo nuovo ruolo. Giusto per chi fosse interessato, le circoscrizioni in Italia esistono ancora, ma solo per i comuni superiori ai 250.000 abitanti. Taranto, come sappiamo, ormai è ben al di sotto dei 190.000, quindi già all'epoca era stata tagliata fuori, ovviamente ancora di più adesso, visto che negli ultimi 16 anni di abitanti ne ha persi. Ma tant'è, tornando all'attualità, si sta lavorando a questo progetto. Successivamente, superato questo primo step formale relativo allo statuto, Francesco, la Commissione prima, il Consiglio Comunale poi dovranno pubblicare un avviso aperto sostanzialmente a tutti i comitati che già ci sono, peraltro alcuni sono anche storici nei diversi quartieri della città, sostanzialmente, ora la faccio breve, dicendo chi vuole far parte del comitato del quartiere X o Y sostanzialmente ci faccia sapere. Poi infine ci sarà un terzo passaggio, quello un po' più decisivo, regolamentare, procedurale, in cui il Consiglio Comunale dovrà stabilire come poi verranno individuati i presumo 16 o 14, non di più non di meno, componenti dei vari consigli, come verrà eletto il presidente. Di certo non voteranno più gli elettori e di certo chi ricoprirà questi ruoli nel prossimo futuro lo farà solo in maniera gratuita, quindi senza costi per il comune. Che cosa permetterebbe questo decentramento amministrativo? Cioè, sostanzialmente stiamo parlando, Fabio, di avere, tra virgolette, tornare ad avere prossimità rispetto ai cittadini? Beh, sì. Questo è sicuramente l'obiettivo primario che io mi sento di condividere, perché insomma, con i loro pregi e i loro difetti, però le circoscrizioni nel passato sostanzialmente hanno avuto questo compito appunto di fare da pungolo all'amministrazione comunale per ridurre le distanze dei quartieri, soprattutto quelli più periferici, verso il palazzo, in questo caso verso Palazzo di Città. Quindi parliamo senza conoscere ancora la bozza di regolamento, ma immagino che viste le restrizioni normative di cui prima facevo cenno, che avranno sostanzialmente compiti consultivi, tenderei ad escludere, non essendo più a suffragio universale, che possono avere un'autonomia finanziaria come hanno attualmente i municipi di Roma, di Bari o di Genova, per dire una, e come in piccola parte all'inizio del 2000 riuscirono ad avere, ebbero anche i consigli di circoscrizione di Taranto, poche, cifre di basso importo, se non sbaglio 20.000 euro all'anno, per il verde, per qualche piccola iniziativa. Ora vado a memoria perché sono passati davvero più di 20 anni. Questo aspetto tenderei ad escluderlo, però di certo potrebbero avere un ruolo consultivo, quindi di proposte, di incontri, per appunto segnalare i vari problemi. Fabio, chiudiamo al volo. Quando secondo te tutto questo sarà, davvero concreto? Ma senti, tutti gli atti che provengono dalla Commissione Affari Generali, o meglio quasi tutti, per legge hanno una tempistica abbastanza
rigida, perché proprio la legge che lo prevede, nel senso che ogni atto di modifica allo statuto, ecco, quindi il primo passaggio di cui parlavo inizialmente, bisogna, per essere efficace poi deve attendere 60 giorni dall'approvazione del Consiglio Comunale, perché potrebbe esserci un ricorso al TAR, visto che lo statuto è la nostra Costituzione, come dire. Quindi insomma è evidentemente poi tutto vale, ogni atto, e poi devi aggiungere 60 giorni per rendere efficace, quindi poi ci vuole il passaggio in Commissione, in Consiglio, insomma per quest'anno ovviamente tenderei ad escluderlo. Io spero che possa essere insomma approvato entro il 2027, di modo che ragionevolmente alle prossime consultazioni, o se è possibile in corso d'opera, ma dipende da quello che scriveranno i consiglieri del testo, si possa tornare ad avere questi comitati di quartiere che, come dicevi inizialmente tu, una delle poche certezze che abbiamo sono il numero, saranno 6, appunto non 10, quindi così come erano state accorpate, e non ci saranno indennità, questo qua l'abbiamo già detto. E poi un altro aspetto su cui sono tutti un po' d'accordo: i componenti non dovranno essere immediatamente riconducibili a partiti politici o organizzazioni sindacali. Penso a quelli che ci sono adesso, Fabio, cioè penso per esempio al Comitato Città Vecchia piuttosto che al Comitato Borgo Virgilio, cioè questi gruppi, anche tra virgolette, anche le Pro Loco, penso a San Vito per esempio, no? Dovranno candidarsi sostanzialmente, mettiamola così. Da quello che, ovviamente non in blocco, insomma, da quello che dalle prime informazioni che sono filtrate, che noi abbiamo riportato giù sulla Gazzetta, sembrerebbe proprio di sì. Quindi immagino che qualche loro rappresentante dovrà far sapere al comune c'è la disponibilità di un nostro rappresentante, di 3, di 4, di 5. Poi ovviamente bisogna tenere insieme tutte le varie esigenze, perché in alcuni quartieri magari non hanno comitati, altri ce ne hanno più di uno. Chiaro. Quindi evidentemente poi non so come, ecco, il presidente verrà scelto all'interno dell'assemblea, questo è chiaro. I componenti sinceramente immagino che verranno indicati dal Consiglio Comunale, però bisogna aspettare i bandi e gli avvisi pubblici per capirne un po' di più. Che bello che erano invece comitati spontanei, ma vabbè, niente, scusami, stavo ragionando per fatti miei, Fabio, lasciamo perdere. Sì, no, vabbè, lo spontaneismo va bene, però magari insomma avere anche una sede a disposizione, no, certo. comunali, però la bellezza di un comitato è che è spontaneo, capito? Che in qualche modo non deve rispondere a logiche di partito o a chi ti ha messo in quel comitato, quindi come dire, non ha paura di fare azioni tra virgolette sgradite al comune, ma insomma questo vediamo che cosa accadrà. Vediamo, insomma, certo. Dipende anche da chi ne farà parte. Grazie a Fabio Venere, collega di Gazzetta del Mezzogiorno, buona giornata e buon lavoro, Fabio. Buona giornata e buon lavoro a tutti.